Paladin, vini e vigne. Siamo al Vinitaly 2014, siamo con Carlo Paladin. Prima di entrare nel merito dell'azienda Paladin, il mercato italiano, europeo, mondiale del settore. Un Vinitaly molto vivace, mercato interessato di operatori ma anche di appassionati del vino. Abbiamo avuto la domenica piena anche di privati con molto interesse verso il vino, e questo è comunque salute di un settore quando c'è molto interesse verso la qualità. Il mercato internazionale è buono, diciamo, c'è stata la visita a diversi operatori esteri, anche oggi vedo che si stanno approcciando molti operatori interessati con interessi secondo la nazione. Diciamo che mentre l'italiano sappiamo un po' cosa vuole, quando abbiamo un operatore estero ogni nazione ha i suoi gusti. Gli asiatici prediligono i rossi importanti, la Toscana in primis nel nostro caso. La nostra famiglia è veneta, abbiamo due aziende in Veneto, Paladin e Bosco del Merlo, Vescine e Castelvecchi in Toscana e Castello Bonomi in Facciacorta. E vediamo, in Italia sicuramente sono premiate le bollicine in questo momento, Prosecco e Facciacorta. In Asia il Chianti e i rossi importanti del Veneto, mentre per gli Stati Uniti il Pinot Grigio, il Sauvignon Blanc e anche i rossi però più morbidi, la Svizzera e l'Europa torniamo a rossi importanti, e lì diciamo che sono ormai buoni clienti della ristorazione italiana, quindi sempre più vicini al gusto italiano. Il Raboso Fiore, un vostro fiore all'occhiello, un gioco di parole, però quest'anno qualcosa di particolare, qualcosa di nuovo. C'è una novità nel Raboso, un vino che ai Vinitaly 2 anni fa abbia presentato 30 anni di storia di Raboso frizzante. Quest'anno è stata un'evoluzione dello spumante. Spumante perché? Spumante più effervescente, più gradevole, più fruttato. E dopo c'è anche una tendenza ormai in Italia, quando si parla di bere frizzante, di bere una bollicina, si deve aprire con le mani, quindi deve essere in questo caso spumante o vino spumante di qualità. Quindi dal frizzante siamo evoluti verso lo spumante, che è più cremant, più interessante come prodotto, e vedo che il consenso da parte dei consumatori e del pubblico si è dimostrato sicuramente interessato a questa nuova proposta. Premiato dal pubblico, andiamo a brindare con Carlo Paladin con il Raboso Fiore spumante, che ha ottenuto un successo premiato dal pubblico al Vinitaly 2014. Evviva! Grazie ancora a Carlo Paladin, Vigni e Vini. Grazie a voi. Se mi è concesso una piccola variante, il Raboso noi lo proponiamo anche nella versione liquore con l'agricanto. Beh, ma questo è un gioiello di famiglia. Questo è un gioiello di famiglia, la nostra ricetta, vino Raboso, succo di ciliegia, mandorla, un po' di grappa, ma però la cosa interessante è anche fare un long drink Raboso e agricanto, 3 parti di Raboso spumante, una parte di agricanto, aggiunto un frutto di stagione, in questo caso se è in primavera senz'altro la fragola, diventa un buon long drink eccezionale e risalta ancora le qualità del Raboso, che dimostra la sua versatilità. È una bottiglia soprattutto dedicata alle donne. Bah, diciamo le donne sì, perché è una bottiglia bella, piacevole, è una bottiglia da dimenticare in congelatore per assaggiare quando si hanno degli amici o quando anche la sera si ha voglia di bere qualcosa di diverso davanti alla televisione. Questo credo sia un prodotto eccezionale, abbinamento ideale il cioccolato. Quindi dalla monotonia della televisione per tirare su l'umore, una buona agricanto. Sicuramente questa era una buona ricetta per una bella serata. Grazie e grazie ancora.